Buongiorno a tutti e benvenuti alla nuova puntata di Pillole di Napoletano. Oggi continueremo il nostro viaggio all'interno delle parolacce in napoletano, cominciato con l'ocena la volta scorsa, e proseguiremo con un termine che ho utilizzato solo per le donne, principalmente. No, solo per le donne. Non c'è un corrispettivo maschile. È il termine pruasa, o anche privasa o prevasa, però si intende pruasa. Con il termine pruasa si intende una donna molto volgare o una prostituta. Ricordatevi di questa cosa perché la incontreremo molto spesso. Moltissimi termini di questo tipo in napoletano indicavano le prostitute. E poi da là, come traslitterazione, una donna volgare, di basso volgo, di basso lignaggio e cose di questo tipo. Il termine deriva dal francese privase, lo leggo come è scritto, che deriva a sua volta dal latino privatia, che indica praticamente la latrina o il gabinetto. Da qua si può capire la trasformazione del termine per indicare una donna in maniera abbastanza volgare. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, vi rimando a una prossima puntata di Pillole di Napoletano e, come si dice sempre a Napoli, ciao brim!